Mister Rodriguez, la vera notizia di oggi è che non ti abbiamo visto in campo, come mai? Vabbè, diciamo che il protagonismo un po' alla volta deve essere sempre per i ragazzi e io gestire forse un po' più le partite di fuori. Penso che i ragazzi sono stati molto bravi, hanno gestito molto bene la partita e penso una partita giocata molto bene. Sì, oggi diciamo che hai poco da dire ai tuoi, insomma. No, guarda, dopo il primo tempo io mi sono congratulato con loro perché abbiamo giocato penso molto bene, mettendo in pratica tante idee che mettiamo durante la settimana di allenamento, idee del gioco sia in attacco che in difesa. E se l'ho detto a loro, hanno fatto un approccio giusto, siamo riusciti a dare intensità nell'arco di tutta la partita facendo anche cambi veloci e siamo molto contenti della prestazione. Proiettandoci invece alla classifica, ti aspettavi questo Marco Polo a punteggio pieno, insomma sarà vostro rivale fino alla fine? Sì, me l'aspettavo, sì, poi magari mi aspettavo qualcun'altra. A inizio stagione avevo detto ai ragazzi, anche a qualcuno mi chiedeva, sicuramente le prime giornate servono per capire dopo 5-6 giornate che squadre saranno là in alto alla classifica, chi sarà a metà, chi magari lotterà in basso. Marco Polo si è visto subito dall'inizio che è una squadra che lotterà fino alla fine per vincere il campionato e ci fa piacere perché sicuramente alzerà il livello della competizione.